Buongiorno a tutti, eccoci qua per i nostri 3 laboratori guidati sulle piante tintoree e sui vari procedimenti utilizzati per la tintura naturale. Qui davanti possiamo vedere una carrellata di alcuni procedimenti che sono stati realizzati con 3 vegetali diversi e utilizzando tecniche completamente diverse. Sono prove eseguite su fibre tessili di origine sia vegetale che animale, quindi abbiamo situazioni, tinture fatte su cotone, lino, canapa per quanto riguarda le fibre tessili vegetali e seta e lana per quanto riguarda le fibre tessili animali. Possiamo vedere i risultati ottenuti dalle varie lavorazioni e in particolar modo vi sottolineo quello che sarà poi anche il nostro percorso nei 3 laboratori programmati. Abbiamo la presenza, l'utilizzo del Phaseolus vulgaris varietà Borlotto, che è un legume, è un vegetale diffuso praticamente in tutto il mondo, e otterremo delle colorazioni particolari sulla lana lavorando con dei bagni a caldo e con l'utilizzo di mordente. Qui invece abbiamo alcuni risultati ottenuti con l'Allium cepa, ovvero la cipolla. Anche qui in questo caso stiamo parlando di un vegetale diffusissimo su tutto il pianeta, quindi reperibile ovunque. Le varie varietà di cipolle ci danno la possibilità di ottenere risultati splendidi, vediamo qua alcuni esempi, e lavoreremo su della fibra di cotone, lavorando con dei bagni solari e senza alcun utilizzo di mordente. Per ultimo abbiamo questi campioni di sete, lane, cotoni, linee e canape che sono state tinte con procedimenti diversi grazie all'utilizzo, lo vediamo qui, di legno. Questa è segatura di platano e scarti della lavorazione di falegnameria, e lavoreremo su della seta lavorando con assenza di mordente e con bagni a freddo. Infine qui abbiamo un esempio di utilizzo di lane tinte con tutti questi 3 colori estratti dai vegetali e realizzato un tessuto a feltro, così abbiamo anche l'utilizzo finale del risultato del nostro lavoro. Bene, ora vediamo l'attrezzatura del tintore, attrezzatura usata in generale per le nostre fasi tintore. Prima di tutto un fornellino in genere elettrico, ma può essere anche il fornello di casa se vi è comodo, forbici, comunissime forbici usate allo scopo domestico, ma possono essere anche delle forbici da potatura, coltello, bacinella e secchio per tutte le fasi di risciacquo e di ammollo dell'acqua, dei vegetali e delle fibre, delle pentole. Se avete pentole vecchie vanno benissimo, l'importante è che le destinate esclusivamente all'utilizzo dei vostri procedimenti tintori. Possono essere in acciaio oppure possono essere anche delle pentole smaltate, l'importante è che il rivestimento interno sia ancora perfettamente integro, perché se ci sono delle parti metalliche che vengono a contatto con i vari materiali potrebbero in qualche modo influenzare la tintura e il risultato finale creando delle macchie. Poi abbiamo un colino, un cucchiaio che può essere di plastica, di legno, bacchetti di vetro o delle pinze, il termometro, quello comunemente usato in cucina, una bilancia che vi dà la possibilità di misurare anche piccoli quantitativi di materiale, una caraffa graduata per avere la quantità dell'acqua o dei liquidi utilizzati, dei vecchi asciugamani, una cassettina della frutta, della verdura che usandola rovesciata ci può essere utile per poter mettere il materiale ad asciugare, grembiule, guanti. Ecco, qui abbiamo la carrellata dell'attrezzatura indispensabile per il tintore.
Il nostro terzo laboratorio sarà dedicato alla tintura della seta con il legno, in questo caso legno di platano, con bagno a freddo, senza utilizzo di alcun mordente. Tingeremo la seta in tessuto utilizzando della segatura di platano. Useremo sempre il sapone di Marsiglia naturale e ci aiuteremo con degli elastici. Prima di tutto dobbiamo lavare la seta. Questa è una stoffa, è un tessuto acquistato in negozio, quindi ha comunque degli apretti, quindi abbiamo bisogno di lavarla. Prima di tutto misuriamo la nostra seta. Anche qui vi darò tutta una serie di misure sui 100 grammi di tessuto pesato asciutto. In questo caso lo mettiamo in ammollo nell'acqua a temperatura ambiente e lo lasciamo in ammollo mezz'ora, anche un'ora. Nel frattempo prepariamo la nostra acqua e sapone per lavare la seta, quindi sempre sapone di Marsiglia, il coltello, e cominciamo a tagliare a scaglie il sapone. Anche qui le dosi sono: per ogni 100 grammi di tessuto di seta abbiamo per ogni litro d'acqua un cucchiaio di sapone di Marsiglia. Il quantitativo d'acqua nel nostro caso specifico per questo pezzo di tessuto saranno i 4 litri d'acqua. Quindi versiamo l'acqua nella pentola, aggiungiamo il sapone, mescoliamo, possiamo farlo anche con le mani perché il sapone di Marsiglia. Possiamo cominciare anche ad accendere il fuoco in modo che lentamente l'acqua cominci a scaldarsi. Anche in questo caso, quando immergeremo il tessuto nella nostra acqua e sapone, non ci devono essere degli sbalzi di temperatura. Abbiamo sciolto il nostro sapone nell'acqua, lasciato in ammollo il nostro tessuto nell'acqua a temperatura ambiente. Adesso lo raccogliamo e lo immergiamo nella nostra acqua e sapone. Lasciamo sempre che il tessuto si muova liberamente nel liquido. Aumentiamo la temperatura, la portiamo lentamente a 60 gradi, quindi ci aiutiamo sempre con il nostro termometro, per un tempo di circa 40 minuti e sempre mescolando la fibra all'interno del liquido. Passato questo periodo di tempo, spegniamo i fornelli e lasciamo lentamente la temperatura che si abbassi prima di passare a una fase di sciacquatura del tessuto. Quindi togliamo e lo sciacquamo delicatamente per più passaggi, in modo che tutti i residui di sapone se ne vadano dalla fibra, e nel frattempo prepariamo
il nostro bagno di colore. Allora, segatura di platano. L'albero del platano fa parte della famiglia delle platanacee, originario dell'America settentrionale ma anche del bacino mediterraneo, ed è un albero prettamente monumentale utilizzato anche nei giardini e negli arredi pubblici, in quanto è un'essenza particolarmente resistente allo smog di città. Quindi una pianta è un legno che troviamo con molta facilità. In questo caso abbiamo utilizzato proprio lo scarto della falegnameria, quindi la segatura del legno. Le dosi sono per 100 grammi di tessuto di fibra tessile, nel caso specifico la seta pesata sempre asciutta, 250 grammi di segatura di questo legno. La misuriamo, facciamo così, come sempre nel caso specifico di quello che sto facendo adesso è proporzionato al mio quantitativo di tessuto, mentre a voi do delle indicazioni generali costanti, così non vi creano confusione. Lo verso in 3 litri d'acqua, mescolo e lascio che un po' alla volta proprio l'acqua, il legno venga proprio, si lasci macerare e lo lasciamo un paio di giorni così. Anche in questo caso lo possiamo lasciare al sole oppure in casa vicino a una stufa oppure semplicemente a temperatura ambiente. Dopo un paio di giorni lo mettiamo sul fornello, accendiamo il fuoco e lasciamo sobbollire il materiale per circa un'ora. Non abbiamo bisogno del termometro perché in questa fase, proprio quando vediamo sobbollire, possiamo mantenere costante la temperatura. Una volta raggiunto fatto bollire il materiale e una volta passata l'ora di tempo, spegniamo e lasciamo il tutto riposare ancora per una giornata. Se c'è la possibilità lasciate pure anche per un paio di giorni. Fatto questo, ci prepariamo alla parte del filtraggio. Adesso possiamo estrarre il colore dal nostro bagno di tintura, quindi prendiamo il colino, possiamo fare così e filtriamo il tutto. Vedete il colore intenso del bagno di tintura ottenuto. Ok. Lo riappoggiamo qui per fare un po' di spazio e adesso prendiamo il nostro tessuto di seta che avevamo preparato con l'adeguato lavaggio e lo prepariamo per fare un effetto di legatura, per fare anche un effetto un po' diverso di
anche un effetto decorativo. Quindi ho piegato in due la stoffa, non mi preoccupo di tenerla in modo troppo ordinato e la arriccio con l'aiuto degli elastici. Vado a fare dei nodi anche piuttosto fitti, dei lacci, in più punti della lunghezza del tessuto, a piacere. Possono essere anche degli effetti di questo tipo, con delle piegature di questo tipo, doppie. Poi di nuovo possono essere piegature singole. Nel mio caso sto usando il tessuto ancora inumidito, ma possiamo lasciarlo anche tranquillamente asciugare e usarlo asciutto. Avremo degli effetti, diciamo così, di colore finali diversi, ma comunque interessanti. Ecco qua. Possiamo aggiungerne altri se vogliamo. E uno qua in mezzo, se ci sembra opportuno. Eccoci qua. A questo punto abbiamo questa serie di legature molto disordinate. Andiamo a immergere il nostro tessuto nel bagno di colore appena fatto. Volendo lo possiamo aiutare spingendolo con un cucchiaio e lasciare che pian piano il bagno di colore penetri nella fibra, e lo lasciamo così per un paio di giorni senza l'utilizzo di calore, quindi non serve più il fornello, ma lo possiamo lasciare così a temperatura ambiente, senza coperchio, onde evitare la formazione anche di muffe. Lo lasciamo così com'è per 1-2 giorni. Più lo lasciamo in ammollo, più l'effetto, il contrasto tra le parti tinte e le parti invece che rimarranno del colore naturale della seta saranno marcate. Laddove ci sono le legature, ovviamente il colore non riuscirà a penetrare nel tessuto e formerà dei giochi fantasiosi. Passato il tempo stabilito, noi possiamo estrarre il nostro tessuto dalla pentola, lasciandolo legato, lo mettiamo ad asciugare in un luogo dove può proprio scolare tutto il liquido presente, e una volta asciutto possiamo togliere i lacci e questo sarà il risultato finale. Il tessuto con questi effetti astratti, con queste tonalità tipiche del legno del platano, che sono dei rosati bruciati, ma con toni molto rossicci perché sono tipici, il colore tipico di questo legno. Vediamo anche dalla parte opposta. Ovviamente dove avevamo la legatura il colore non è penetrato e abbiamo ottenuto questi effetti di chiaroscuro monocromatici.